Pronti? 1, 2, 3. E questa volta è buono il segnale con la rottura di America Sprit, mentre si avvantaggia Dakota Numero Winner, 10, che America però Spritz, è attaccata all'esterno squalificato. da UFO Gius SM. Fra i due c'era Briscola Matley che poi riesce ad accodarsi. Tanto mantiene la testa Dakota Winner contro l'offensiva di UFO Gius SM, che però rimane all'esterno e a questo punto si adegua. C'è stato un parziale in 15 per i primi 200 metri di gara. Dakota Winner in vantaggio. Intanto cavalli che hanno completato i 400 in 32, quindi c'è andatura sul piede dell'1,15 appena abbondante. In seconda posizione rimane Briscola Matley davanti a Bumpit of West, mentre per corsie esterne ci sono altre progressioni, quella di Amore Stecca che va a diretto contatto ora di Dakota Winner dopo 800 in 1, 2-1, approfittando del rallentamento, 31,9 il secondo quarto, si apporta a ridosso di Dakota Winner e si trascina un altro concorrente in terza ruota ed è Crisper, che ora va addirittura in scia ad Amore Stecca. Quindi Crisper già sui primi quando mancavano 1000 metri all'arrivo. Terza ruota invece per Zong di Girifalco, che in partenza non è stato sollecito come il suo solito. Terza ruota c'è anche Alabama Monroe. Tanto continua a comandare comunque Dakota Winner. Il vantaggio quando siamo a poco più di 600 dal palo. E lo scatto ora di Crisper che sopravanza Amore Stecca e cerca l'aggancio con il leader Dakota Winner. Siamo a 450 dall'arrivo, questi due prendono vantaggio. E in calo invece Briscola Matley. Ancora Zong di Girifalco cerca di risalire in terza posizione, trova da correre anche Bumpit of West. Siamo intanto all'ingresso addirittura d'arrivo. Per la vittoria sono questi due che contano. Entra ancora in vantaggio Dakota Winner, ci prova comunque Crisper. Dakota Winner ancora una lunghezza e mezzo di margine nel finale, viene a vincere nettamente. Secondo posto per Crisper e al terzo finisce il numero 7 Bumpit of West nei confronti di Blue Dancer. Non abbiamo visto il quinto, rivediamo le battute finali con Dakota Winner e Tommaso Gambino, che vincono davvero molto molto bene. Il secondo posto comunque per un valido Crisper, e al terzo, come abbiamo detto, Bumpit of West che precede Blue Dancer, mentre per il quinto è ancora Zong di Girifalco. E ancora Zong di Girifalco che fa su il quinto posto, quindi 12-14, 7-1-5, come la nostra regia ha puntualmente messo in onda. Andiamo a rivedere per la conferma, sì, 7-1-5 per terzo, quarto e quinto posto, mentre al primo finisce il numero 2 di Dakota Winner in percorso di testa e al secondo è per Crisper all'esterno. Dakota Winner quindi Tommaso Gambino